Ma anche il pareggio insomma sulle robe poi la videochina forza pentastellare ti conviene andare vicino perché non c'è corrente e quindi non ci sarà un microfono. Ecco, ho capito. solo i 5 Stelle. È che dopo quello che ce l'ha di più. Dove ti va bene? Come basta che siete tutti, che si capisca. No, volevamo farlo con la gente dietro. O poi uscite voi da qua, Dai, mettetevi qua. perché si capiscano gli assegni. La ricerca Ragazzi, Francesco, venite tutti dietro di noi, dai. senza caso, quindi non può stare dietro. Un vino rosso? Chi vuole un vino rosso? Vieni un po' più indietro. Chi vuole un vino rosso? Per i 5 Stelle, il PIP! Ura! Il PIP! Ura! Il PIP! Ura! A rendere qualcosa, questo fatto di paese. Bravi ragazzi. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri. Ah, ci riprendono? e poi c'è un consiglio. Ecco, Vieni Aldo, vieni tutti qua. ecco arrivati i comunali. Ciao! Ciao Aldo! Sì, dai, siamo in diretta streaming, ecco i comunali, Il nostro grande Walter. il nostro grande Paolo. Claudia. Avevo preso paura loro che Cosa dice? Cosa hanno detto in comune? È saltata la commissione che avevano fatto Dai. Sì? Sì. Robe drammati. Sì, no. Dammi 3 parole, su. Cristian, senza Deborah. Cristian, c'è Deborah che ti aspetta a Roma dei Legionari. meno male che fanno oggi, sarà un casino a Roma, chiuderanno con le strade, no? Quindi Cristian, c'è Deborah che ti aspetta a Ronchi dei Legionari. in televisione passavano solo atti di violenza, a possibilità, Ringrazio a tutti. però la gente
C'è di meglio, tu non sei stato. C'è di meglio che fare cose. Purtroppo ho in mano il dispositivo, quindi per forza che si muove. Che devo camminare in mezzo alle persone. Dai Andrea, stai qua, dai, forza. Comunque grazie Fiorentino, così almeno mi dai qualche dritta perché sennò io leggo solo la chat. È un furlan, dai. Furlan se trabalha in pouco desse. No? Che miseria. Mauro. Ogni volta che c'è da destinare. Non per la strada. No, ma sì, ma si vede che non si capisce. Perché dopo parte inizia Cristi si aspetta che metto giù. Ha scritto lui 3 mesi fa. Io dimostro che ha scritto che parla quelle situazioni talmente strampalate. Vabbè dai, iniziamo, intanto grazie. Adesso c'è Perotto che sono rubato. Niente, volevamo intanto ringraziarvi tutti per essere venuti. Oggi è la seconda volta che restituiamo i nostri extra stipendi alla regione. La somma che siamo riusciti a destinare per le imprese questa volta sono 67.576,59 euro, sono i soldi in più che ogni mese noi accantoniamo rispetto ai 2.500 euro più rimborsi spese per i viaggi che sosteniamo in giro per la regione. Questi sono solo per 3 mesi. Questa qui sì, sono da settembre in poi praticamente per tutti e 5 i consiglieri, poi ognuno ha una sua cifra diversa. Abbiamo presentato anche un assegno prima che è di 97.576 che come chi ci segue avrà potuto verificare, insomma, la scorsa settimana siamo riusciti a far passare un emendamento nella legge finanziaria e bloccare una somma di 30.000 euro che la Giunta voleva destinare in aggiunta ai soldi che già sono previsti e stanziati per le trasferte della Presidente e della Giunta. Noi abbiamo detto ovviamente questa cosa non ci va bene, questi soldi non devono continuare ad essere spesi per la politica e per i costi della politica, ma come promesso anche dal PD in campagna elettorale, tutti i tagli dai costi della politica dovevano andare alle imprese. Noi abbiamo fatto un emendamento e grazie alla distrazione della maggioranza, perché loro stessi hanno detto che di distrazione si trattava, come se in una legge finanziaria 49 consiglieri possono star lì a dormire, e siamo riusciti a far passare questo emendamento con 5 voti favorevoli, 4 che erano svegli, hanno votato contrario e 40 dormivano e si sono astenuti, per cui ce l'abbiamo fatta. Bravi! E quindi in totale anche per questa volta siamo arrivati a quasi 100.000 euro, l'altra volta erano 106 perché ovviamente i primi 3 mesi avevamo gli stipendi interi, erano 3 mesi e mezzo, avevamo gli stipendi diciamo così interi ancora della passata legislatura, infatti io prendevo 9.000 euro, poi c'è stato il taglio dei costi della Serracchiani, ci hanno dimezzato gli stipendi, infatti ne prendiamo 7.600, 9.000 diviso 2, 7.600. Comunque ok, adesso vabbè, sui voli e quant'altro stenderei un velo pietoso. Non stendere un velo pietoso, fuori che venga.
Vabbè, ci sono state le ultime 3 settimane praticamente una serie di, diciamo, anche coincidenze, perché ovviamente dalle istituzioni poi che ci vengono fatte dai cittadini noi ci muoviamo, ovviamente quando qualcuno ci chiede a noi diciamo ok, non devi chiederlo a noi, chiediamolo direttamente alla Giunta. Allora abbiamo iniziato con il vitalizio europeo della Presidente, perché come sapete a luglio in quella famosa legge, venite vicini! In quella famosa legge sul taglio dei costi della politica, uno dei vanti della maggioranza era quello di aver tolto l'odioso privilegio che è il vitalizio. E noi ci siamo chiesti, ok, ma la Presidente lo prende ancora il vitalizio come eurodeputato oppure no? Perché da quello che sappiamo gli eurodeputati ovviamente maturano il vitalizio, lei avendo fatto solo 3 anni ne ha maturato uno da 1 migliaio di euro. E quindi abbiamo solo chiesto questo, però ancora non abbiamo ricevuto una risposta. Poi è venuto fuori il problema dei 30.000 euro e di questa aggiunta di soldi e lì c'è stata una risposta che era, io dico sempre, la giustificazione era peggio dell'azione, perché ci hanno detto che non era vero che volevano aumentarsi 30.000 euro, ma hanno accappato scuse su dati storici eccetera, come se un aumento del 15% delle spese della giunta potesse giustificare, non so, l'indice Istat oppure l'IVA che aumenta al 22%. Vabbè. E poi infine c'è stato l'ultima interrogazione che ormai è su tutti i giornali, è quella sul volo, perché noi ovviamente ci siamo posti il problema, se il summit Letta-Putin finiva alle 5:10, 5:20 a Trieste, lei era ancora lì, come ha fatto a prendere l'ultimo volo di linea per Roma che parte da Roma alle 5:20? Già quello, se avesse preso quello sarebbe stato magari problematico, invece sì, abbiamo chiesto quali mezzi avesse usato sia per andare a Roma sia per tornare indietro, perché la mattina dopo era a Villesse per l'inaugurazione dell'Internet. La sera invece è andata a Roma perché era ospite a Ballarò, come poi avete visto tutti, no? E abbiamo chiesto quali mezzi avesse preso e lei ci ha risposto che ha preso il volo di Stato insieme al Premier Letta all'andata e al ritorno il volo gliel'ha pagato Ballarò. Quindi siamo venuti anche a sapere che ogni volta che va a Roma probabilmente i soldi glieli mette Ballarò per il viaggio, perché se è consuetudine così. E quindi però ovviamente attendiamo le risposte ufficiali, perché a noi non ci risponde mai, risponde sempre mezzo stampa, ci sono interrogazioni, abbiamo portato qui le interrogazioni che ho fatto da 7 mesi, visto che ci dicono che non facciamo niente, che facciamo politica dal punto della serratura. Qui ci sono tutta una serie di domande che abbiamo posto in questi mesi e chiaramente quando li tocchi nel vivo ti rispondono subito a mezzo stampa, magari mezz'ora dopo, e ti dicono come è successo adesso, ma su altre cose importanti non ti rispondono e poi fanno vedere che sei te che non fai niente. Oppure succede anche che presentiamo degli emendamenti, ce li bocciano solo perché li ha presentati il Movimento 5 Stelle, un mese dopo si torna in Consiglio, loro presentano praticamente le stesse cose e le votano a favore. Poi vabbè, vi lascio solo tanto per ricordarvi, perché poi è una cosa che stiamo valutando, anche una proposta sempre ovviamente di legge a cui stiamo lavorando adesso, perché volevamo coordinarci anche con quanto avviene poi in Parlamento, anche con i nostri ragazzi sul reddito di cittadinanza. Questa ovviamente ormai lo sapete tutti, ma insomma noi ad agosto era il 1° di agosto, abbiamo presentato un ordine del giorno in cui li avremo impegnati a istituire il reddito di cittadinanza finalmente anche nella nostra regione a partire praticamente da Capodanno, quindi si sarebbe dovuti partire dal 1° di gennaio. Noi abbiamo fatto questo ordine del giorno in cui impegnavamo solo nell'arco di questi 4 mesi di trovare i modi, le persone a cui potevano andare questi soldi, ovviamente, nonché le risorse poi da stanziare in finanziaria. Ce l'hanno prima detto, quindi prima ci hanno detto che sì, eravamo in aula, la sera chiara l'assessore ha detto sì, va bene, era qualcosa che avevamo proposto in campagna elettorale, ve l'aspettiamo. C'è stata la rivolta del capogruppo di Forza Italia e del PDL con la UTI, ha detto no, ma come, non si può accettare il reddito di cittadinanza così. Hanno trovato dei modi tra di loro, morale, si vede che governa il PDL più di noi, la Serracchiani ha preso di nuovo la parola e ha detto no, non possiamo accettarlo. Quindi
l'avevano moralmente accettato, mettiamola così, tecnicamente no, sta di fatto che dopo 4 mesi ancora di reddito di cittadinanza non se ne parla, hanno stanziato 1 milione di euro che servirà sì e no a soddisfare 100-150 persone, no, ma no, non in finanziaria, ma nelle loro idee, per cui veramente siamo a questi livelli. E noi chiaramente, siccome siamo lì e non ci piace essere presi in giro, e siccome siamo già stati presi in giro noi, ma ovviamente anche tutti i cittadini, sia per quanto riguarda i costi della politica, sia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, ma potrei farvi mille altri casi, c'era la TAV, c'erano i rifiuti, ma veramente adesso vi parleranno anche loro 5 minuti a testa. Siamo lì dentro sempre, per ricordargli che se siamo entrati nelle istituzioni la colpa è loro, non è nostra. Grazie. Bravo. Riprendo da dove ha concluso Christian ed è una cosa che mi piace ricordare a me stessa e anche a tutto il Consiglio regionale, il fatto che aspettiamo le campane. È venuta l'ora per loro? I vespri siciliani. Noi sediamo in consiglio quando c'è aula, siamo presenti alle commissioni e siamo lì a lavorare, a approfondire, a cercare di capire, a cercare di portare la posizione dei cittadini. È un segnale che serve a loro tutti i sacrosanti giorni a ricordarsi che qualcosa è andato storto, perché se avessero fatto le cose in modo decente, di sicuro noi non saremmo stati lì presenti. E allora il nostro impegno va tutti i giorni per approfondire, essere preparati, portare i temi, cercare di infilare emendamenti che vadano nella direzione dei cittadini, che possano aiutare a rendere questa regione un po' più efficiente, un po' più giusta e un po' più vicina a quello che sono le istanze che tutti i giorni ci vengono presentate e sono importanti per le persone, per la gente, per quelli che non passano le loro giornate a sentirsi parlare, come invece avviene molto spesso nelle sedi istituzionali. Devo dire che oggi mi è capitato, uscendo dall'ultima seduta di consiglio, di fare il viaggio in ascensore assieme a un funzionario che lavora in consiglio. Gli ho fatto gli auguri di buone feste, gli ho anche detto che ero contenta che ci sono arrivate le feste perché siamo un po' stanchini, e lui ci ha detto sì, capisco, perché voi siete gli unici che lavorate qua dentro. Ho detto va bene, ok, allora vado in vacanza un po' più serena. E io sono breve, passo la parola a Dani. Mi ha dato il classico, Io prendo la palla al balzo nel dirvi che appunto noi il lavoro lì è abbastanza complesso. Naturalmente cerchiamo di essere sempre i primi a essere presenti nelle commissioni e questo è interessante da vedere perché potremmo mettere in giro le foto. C'è gente che viene, sta lì 2 minuti, firma e dopo va via. L'ultima volta che abbiamo fatto un'audizione sulla sanità, perché come ben saprete sono stati tagliati parecchi soldi anche sia sul sociale che sulla sanità, alla fine perché ci sono commissioni che durano ore, anche perché ascoltiamo le persone, ma in realtà di solito si ascolta molto poco. Solitamente ci sono i consiglieri che hanno voglia di ascoltarsi, nel senso che parlano, tante volte anche dicendo veramente poco. Però cosa succede? C'è chi viene e sta lì e ascolta e cerca di capire, e c'è chi viene, firma, giusto per avere la presenza e dopo va via. E devo dire che questo succede molto spesso nelle commissioni e molto spesso in aula. Non so se avete letto anche sui giornali, qualche mese fa c'era la dichiarazione, gli unici presenti quando suonava la campanella c'era il Movimento 5 Stelle e Gabroves, che è uno della Slovenska Skupno, che eravamo gli unici praticamente presenti in aula.
Per cui se l'impegno è come la presenza siamo messi bene. Per cui siamo presenti nelle commissioni, cerchiamo, come ha detto la Elena, di approfondire, e i temi sono veramente tanti e per questo ci siamo un po' divisi, no? Per cui c'è chi si occupa più di attività commerciali, chi si occupa più di sanità, chi si occupa più, insomma, per cui ognuno ha un suo tema. In realtà quello che vorremmo fare di più è quello che per noi è l'ossigeno, è stare qui, è stare qui con voi, perché stare lì vuol dire essere in un altro mondo. Chi è là e chi è abituato a prendere 11.000 euro al mese non si rende conto che c'è gente adesso che vive e mangia con 3 euro al giorno. Noi in campagna elettorale ne abbiamo avuto modo di incontrare tante persone e secondo me quello che dobbiamo fare tutti quanti appunto è cercare di portare dentro quello che sono le esigenze. Spesso lì si discute del nulla, non hanno idea di quali sono le priorità. Per cui un invito è dateci una mano a portare dentro le cose che sono più importanti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, prima Cristian ricordava i 30.000 euro della Serracchiani, ricordava anche il viaggio in aereo, ma in realtà questi sono cose che magari la stampa a cui dà molto risalto, ma sono il meno, le sciocchezze. I temi veramente importanti era quello che ricordava prima, il reddito di cittadinanza che ce l'hanno bocciato. Io ho presentato un emendamento per l'efficientamento energetico, per dare i soldi, perché è facile dire ti rimborso il 50% se cambi le finestre, ma se non ce li ho da dove li prendo? Abbiamo presentato un emendamento, sono stati così bravi che poi alla fine gli uffici gli hanno suggerito la maggioranza e loro ce l'hanno shippato. Ma per noi l'importante è portare avanti gli argomenti. Su questi temi potrei continuare, ma non voglio rubare troppo tempo, insomma cerchiamo veramente di vedere quelle che sono le priorità. Io mi occupo di salute, per cui anche ambiente, fabbriche che inquinano, dopo magari la Eleonora pensa che prenderà la palla al balzo. Siamo lì veramente a chiedere conto ogni giorno. Io adesso andremo in ferie, ma in realtà io fino a ieri e oggi continuo a telefonare per far venire fuori quelli che sono gli studi epidemiologici, perché fanno venire fuori solo quello che gli interessa. Per cui dobbiamo rompere le scatole non solo con interrogazioni perché non rispondono, ma agli uffici, agli assessori, denunciare quello che non viene fuori, perché molto di quello che dovremmo sapere non ce lo dicono. Io mi riallaccio un po' a quello che è stato detto prima e vorrei ricordare altri argomenti che abbiamo affrontato e altre battaglie che abbiamo vinto, visto che ci dicono che non facciamo niente, e vorrei ricordare la mozione di voto alle Camere che abbiamo presentato sulla liberalizzazione degli orari del commercio, la mozione di voto al governo per richiedere l'adozione della clausola di salvaguardia sugli OGM, e la mozione sulla ferriera, e poi anche ultimamente, per dire, in occasione della legge Omnibus è riuscito a passare un nostro emendamento che dà la possibilità ai comuni, agli enti locali e alle aziende di fare dei piccoli impianti di distribuzione di gas metano per rifornire il parco macchine, che quindi ha il doppio vantaggio, diciamo, di agevolare le aziende e i comuni e far cambiare anche gli automezzi, insomma, in dotazione. Un'altra cosa che vorrei ricordare, che anche noi non ci aspettavamo e alla quale abbiamo rinunciato da subito, sono tutte le agevolazioni, i biglietti omaggio che arrivano ai consiglieri, gli abbonamenti al teatro, insomma, via dicendo, al limite dell'imbarazzo, devo dire la verità, alcune volte noi abbiamo assolutamente preso tutto quanto, rispedito al mittente. Devo dire che alcuni enti, alcune cinema, teatro hanno gradito questa cosa e ci hanno anche ringraziato del gesto. Poi mi occupo anche e soprattutto di istruzione
e di cultura, però sto portando avanti delle battaglie che riguardano molto il mio territorio frosinonese, e quindi il discorso degli OGM e il discorso dell'incenerimento. Ed è simbolico appunto quello che ha ricordato prima Christian, che noi a fine novembre abbiamo presentato un emendamento che chiedeva la sospensione di tutte le autorizzazioni all'incenerimento dei rifiuti nei cementifici. C'è stato bocciato. Dopo esattamente 20 giorni la Giunta ha presentato un emendamento che sospende l'incenerimento dei rifiuti nei cementifici. Naturalmente è stato approvato. Questo, insomma, lascia capire che molto spesso le posizioni nei nostri riguardi sono decisamente ideologiche. E poi fanno passare appunto il discorso che noi non facciamo niente, facciamo solo polemiche gratuite. Siamo populisti, Anche Guardone. Anche Guardone, dal lungo della sera. Io sono contento di avere questa patente e me ne vanto. Scusa, vero Gabbo? Altro tempo lascerei la parola al nostro amico Sindaco. Come Paolo Perotto, che sono capogruppo qui in comune, c'è Claudia Gallanda, consigliera, poi c'è Massimo De Venuti, c'è Elena Poggio alla presidenza della politica, se non poteva venire. Allora, noi in comune abbiamo preso forse qualche aggettivo di più di loro in regione, perché oggi il sindaco esce sul Messaggero e dice che sono oscurantisti. Stalin, per cui non credo di Ecco, poi praticamente uno dei consiglieri di maggioranza oggi è proprio uscito con un fondo suo, diciamo che tra gli aggettivi di incompetente, irresponsabile, pericoloso, cosa ha detto anche, ottusi, ma si riferiva a tutta l'opposizione, non noi compresi, e poi anche che manchiamo di onestà. Allora io dopo 8 mesi, oscurantisti ha detto sì. Allora dopo 8 mesi che noi siamo lì dentro, per me ognuna di queste parole è una medaglia a petto. Cioè sinceramente noi diciamo medaglia, ogni volta che ci dicono irresponsabile Esatto. è una medaglia, perciò noi non replichiamo nemmeno a quello che ci viene detto, lasciamo gli insulti a chi vuole formulare. Oscurantista, lui lo dice perché non vogliamo il progresso e non vogliamo la conoscenza. Non vogliamo la conoscenza per quanto riguarda ad esempio il caso Amiga. Ecco, lui dal suo pulpito dice che noi siamo degli oscurantisti, perché oscurantista è chi mette dei limiti alla conoscenza, no? Giustamente. No, noi non li abbiamo messi, anzi noi abbiamo chiesto che lui fosse trasparente sull'operazione della fusione tra Amiga e Era, cosa che non è stata e non è, attualmente non è, quindi se c'è qualche oscurantista sicuramente non siamo noi. Questa è un'operazione gravissima. Il territorio rischia di perdere sovranità, rischia di perdere know-how per l'esperienza di 160 anni della nostra partecipata. Voi sapete poi che quando una grande industria ne fa entrare dentro di sé una piccola, il rapporto di cambio, il concambio dei valori, insomma, sicuramente non va a vantaggio del più piccolo. Noi stiamo difendendo dall'inizio nel territorio l'indipendenza e l'autonomia di ANA, che ha assicurato che può viaggiare da sola nelle gare d'ambito del 2014 per la distribuzione del gas, e lo facciamo, l'abbiamo fatto già con molte conferenze, stiamo raccogliendo firme per una petizione contro questa aggregazione. Cosa abbiamo fatto poi in tutti questi mesi? Per tante cose non hanno sicuramente la rilevanza che hanno quello che possono fare i ragazzi di regione, perché l'ambito è molto diverso. Uno dei lavori più grandi che abbiamo fatto sono state tutte le proposte di modifica allo Statuto del Comune di Udine. Lo Statuto del Comune è uno strumento normativo molto buono, che però ha già ormai una ventina d'anni e ha fatto un po' ruggine da qualche parte. Noi abbiamo presentato, nonostante ci avessero dato poco più di una ventina di giorni per farlo,
una serie di modifiche quasi su tutti gli articoli, introducendo alcuni strumenti importanti come il bilancio partecipativo e i referendum, anche deliberativi, propositivi. Tutto è finito dentro l'impunto degli uffici, perché gli uffici stanno cercando, non voglio usare espressioni che userebbe magari, sta usando con gli occhi l'amico De Gannutti, però diciamo è successo questo: noi ci siamo trovati i primi pareri sugli emendamenti allo statuto tutti negativi, cioè gli uffici dicevano tutto illegittimo. Sì, a prescindere. A prescindere, avevamo voto negativo a prescindere, dopodiché abbiamo rimaneggiato un po' le cose, abbiamo presentato l'ultimo pacco di emendamenti. Su questi un certo numero di emendamenti sono stati dichiarati accettabili sotto certi profili. Adesso inizierà il lavoro della Commissione Statuto e vedremo cosa riusciremo a inserire in questo comune. Noi speriamo veramente di poter inserire gli strumenti partecipativi del referendum, perché noi lo strumento del referendum è uno strumento che è la ragione di essere del nostro movimento, quindi ci batteremo fino in fondo per ottenere questo risultato. E poi c'è un'altra cosa: noi stiamo forse per primi nella città di Udine, abbiamo iniziato con costanza a diffondere via streaming i consigli e le commissioni. Questo non perché non sia possibile andare nel palazzo del comune perché sono aperti al pubblico, ma perché uno può anche avere la necessità di seguire da casa queste idee. E molto spesso le commissioni non vengono dichiarate alla cittadinanza come dovrebbe essere, cioè come degli incontri pubblici, perché non è piacevole per certe forze politiche sentire esprimere la propria posizione in modo aperto, no? Davanti al pubblico, e noi invece portiamo dentro la nostra telecamera e diciamo: chi a casa può sentire tutto quello che viene detto. Non prendo più tempo, se volete ci potete seguire su udine5stelle.it, 5 numerico, e firmate la nostra petizione contro l'ANGA. Lunedì 23 alle 18 c'è in piazza Primo Maggio, angolo via Portanuova, una manifestazione che è apartitica e apolitica ed è organizzata in una certa convergenza di idee sul punto con il centrodestra, con l'opposizione di centrodestra. Perché? Perché l'argomento che ci ha costretti a discutere insieme su alcune cose è la mozione di sfiducia al sindaco. Oggi abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo presentato per la prima volta nella storia di Udine una mozione di sfiducia al sindaco. Che poi venga accettata o meno, votata in questo senso dalla maggioranza, non lo riteniamo un risultato affrontabile, raggiungibile, però per noi è fondamentale che lo scavalcamento delle prerogative importantissime del Consiglio Comunale da parte del sindaco si materializzi in una mozione di sfiducia da parte nostra, e questa la discuteremo. Bravo! Bravi! Lunedì 23 alle ore 18 in strada, senza bandiere perché sarà apartitico, per raccogliere la cittadinanza e far discutere appunto su questa aggregazione contro la quale noi faremo tutto il possibile. Io sono disponibile anche a occupare il palazzo. Cerco proseliti. Ecco, esatto, cose che io non ho scritto niente. Ok, va bene, rimanga sordo. Vi rubo ancora 2 minuti perché voi sapete, credo, noi siamo in 5 in Consiglio regionale, abbiamo parlato in 4. Manca Non Ilaria. è qui con noi Ilaria Dal Zovo, che purtroppo ha avuto un impegno familiare e non è potuta essere con noi, però volevo far sì che venisse conosciuto il suo lavoro. Lei si sta impegnando moltissimo per quanto riguarda il problema della centrale a carbone A2A a Monfalcone, e anche lei si sta occupando di quelli che sono i problemi o gli impegni della Giunta in merito alla chiusura e all'inquinamento che questa centrale sta producendo, con la pubblicazione di studi epidemiologici e vari altri interventi. Tenevo appunto a far sapere che anche le attività di lei che non è potuta essere qui, e
direi che se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, questo è il momento. Gli operai che lavorano dentro? Beh, non si tratta di chiudere, si tratta di convertire. Non è abbastanza, eh? Si tratta di convertire, non di chiudere. Era già previsto una conversione a gas, però qual è il problema? Il carbone costa poco di meno, ma della nostra salute non gli interessa. Dei costi che sono sanitari purtroppo si pensa sempre troppo poco. Usavano anche biomasse, cose. Sì, no, quella lì è proprio la centrale, va avanti a carbone, dovrebbe proprio essere riconvertita a gas. Si spera che sia questo poi c'è il futuro. Si può allargare un po' il tiro, magari, non so. Io visito un po' i paesini anche della Pedemontana, quindi il corso del cementificio di Fana, guarda che hai sentito. Anche nei paesini Maneghese, Casasola, Frisanco, eccetera. Perché quando sono controvento mi arriva là un fiato di roba. Invece per allargare il tiro il discorso dell'amianto. Sappiamo che veramente è diffusissimo il coso e discariche, diciamo, in qualche modo autorizzate eccetera, ce n'è pochissime, i costi sono elevatissimi. Forse bisognerebbe cominciare a fare qualche pensierino su questo problema qua, anche perché i cittadini privatamente, sinceramente tanti, sai benissimo che se non c'è l'incentivo, no? Ecco, giusto per buttar lì una... No, c'è già qualche iniziativa comunque in area anche della stessa giunta per sopperire a questo problema, sia nei riguardi dei comuni che fanno gli smaltimenti, sia nei riguardi dei privati. Adesso stiamo a vedere cosa... Se no si riempie il Meduna, lo sai, no? Ora dovrebbe essere... Prego, per quanto riguarda la montagna, no? Bisognerebbe impegnarsi nella... Diciamo che i servizi in montagna vengono progressivamente, si usa il termine di razionalizzazione che vuol dire tagli, insomma. Però si usano dei criteri che vengono applicati in maniera omogenea e quindi devo dire, non lo so, ad esempio dei medici di base che devono essere, lancio una cifra così generica, uno su ogni 2000 abitanti, ecco. Sono criteri che se possono andare bene in pianura dove la popolazione è molto numerosa, in montagna dove ci sono difficoltà orografiche, sai, non si può perché praticamente nella zona del Pordenonese dovreste avere un medico su 3 valli, per esempio, ed è una cosa inammissibile. Dei propri soldi che ci sono, la maggior parte credo che andrà proprio per lo sviluppo della montagna. Sì. Io mi faccio rappresentante di queste aree. Su questo poi staremo a vedere e controlleremo. Sì, queste sono le intenzioni. Chiedo solo se sai chi è l'assessore alla montagna. Sai chi è l'assessore alla montagna? Chi è che ha la delega alla montagna? Chi ha la delega alla montagna? La Presidente. Lei? Allora, sono 7 mesi che dobbiamo fare la commissione sulla montagna, sono 7 mesi che aspettiamo. Nelle ultime 3 settimane, perché poi noi il discorso degli 8 incarichi, poi sono 5, poi sono 7, poi quanti sono? Lei settimana scorsa ha preso la parola in consiglio e ci ha detto che una donna può fare fino a 5 cose contemporaneamente. È vero. Io mi preoccupo delle altre, la sesta, la settima, l'ottava, è quello il problema, perché lei in questo momento è Presidente della Regione, ha 3 deleghe, è commissario della terza corsia, doveva diventare commissario dell'area portuale della Foriera, l'ottavo, grazie a Dio, non c'è, saremmo già con il buco. Poi è dentro la cabina di regia dell'agenda digitale italiana, perché è rappresentante delle regioni dentro la cabina di regia. Allora, 2 settimane fa dovevamo fare commissione con lei presente sulle infrastrutture e non è venuta. Lunedì scorso dovevamo fare la commissione alle 5 di sera sulle politiche internazionali perché la delega è anche lì e non è venuta. La sera era dove era porta a porta a Trieste. Mediaticamente.
Allora, sì, hai capito perché sulla montagna Sì, ti sì, dico, no, allora me la metto già ci via. preoccupiamo, sì. Ma anche in Europa l'hanno vista pochissimo. No, vabbè, il problema non è perché poi dice che uno l'accusa di fare o non fare. Cioè, Nella noi pedemontana aspettiamo, pordenonese, cambia una regione. va nella bene. pedemontana pordenonese manda la Santoro e Panontin. Te lo dico me, che il bala. Comunque dai, siamo a posto, domande, curiosità. Sì, di 2 o 3 cose non puoi stare. Punto nascita di Lapisana. Chiudiamo Qual è la posizione? Lapisana, Palmanova, Gorizia. Vai, Andrea, scusami. Punto nascita. Punto nascita di Lapisana, Palmanova, Gorizia. Uno alla volta. Noi la stiamo avanti. Grazie. Diciamo che adesso, come adesso stavo dicendo giusto a qualche affinista, il 2014 sarà l'anno della riforma sanitaria. Per il momento c'è stato, e l'abbiamo appoggiata perché nel nostro programma, l'abrogazione della riforma Tondo, però bisogna vedere qual è l'alternativa a questa riforma. Abbiamo per il momento fatto una legge in cui si dicono essenzialmente 3 cose. 1, si abroga la riforma Tondo. 2, si stabiliscono dei principi su cui poggiare la futura riforma che dovrebbe essere fatta nel 2014. 3, si istituisce una consulta, che vuol dire tutta una serie di organismi rappresentativi, più o meno rappresentativi, per far sì che questa riforma sia il più possibile partecipata con quelli che sono le associazioni, i cittadini e tutti gli organi rappresentativi. Questa è la premessa per la riforma che ci sarà. Adesso dicevo anche loro, ci sono delle linee di gestione, in finanziaria si sono tagliati circa 90 milioni di euro su tutto il territorio regionale per quanto riguarda la sanità. Il taglio non è stato lineare e questo è un bene perché se si taglia anche dove c'è già poco non deve essere fatto. E questo mette anche allo scoperto dove ci sono più sprechi, perché il taglio è stato fatto secondo i costi standard per il 70% e il 30% sulla spesa storica, se non voglio essere troppo però in realtà il Trieste e l'Isontino è stato tagliato circa sul 6%, 3% Udine e 2% Pordenone, che erano quelli che avevano meno come provincia, diciamo, le zone. Per cui si va verso cercare di riequilibrare e fornire a tutti una buona qualità di servizio, senza privilegiare alcuni, I grossi temi per la riforma sanitaria saranno: 1, i piccoli ospedali, punti nascita, rapporto ospedale-territorio, cioè se si fonderanno, quanti ce ne saranno, il numero di aziende conta fino a un certo punto, più che altro la relazione che c'è di continuità tra l'ospedale e il territorio. I medici di medicina generale e poi ce ne sarebbero altri, diciamo. Per quanto riguarda i piccoli ospedali, hanno detto che non verranno chiusi, ma verranno riconvertiti, per cui l'ottica che è della sanità, ma ormai se ne parla da anni ma non si è mai messa in pratica, è quella di fare un po' meno ospedale e un po' più territorio, perché le patologie sono più che altro croniche, per cui avere meno posti per acuti, sanitarizzare meno possibile e dare più servizi ai cittadini, anche vicino ai cittadini nei diversi territori. Ci sarà sicuramente anche una revisione dei punti nascita, ma per il momento non si sa ancora niente, è tutto in fiere, cioè si sta lavorando. E vorrebbe essere anche un'interrogazione che vorrei fare io per vedere dove si andrà. In realtà sui punti nascita ci sono state varie dichiarazioni. Allora, la prima di Tondo, che mi secca dirlo, ma l'ha detto, quindi io riporto fuori le voci, come facciamo il lavoro di portare dentro la voce dei cittadini, portiamo fuori le cose che sentiamo. Mi ha detto: io non ho chiuso i punti nascita, ma dovevano essere chiusi, perché ero in campagna elettorale. Questa missione ha messo in luce 2 cose. Uno, è stato onesto, ha detto una cosa, ma una faccia tosta pazzesca, perché non aver chiuso il punto nascita vuol dire che adesso vi spiego, se tu credevi veramente che quello andava chiuso,
e dopo vedremo se va chiuso o non va chiuso. Se tu lo credevi vuol dire che hai buttato via soldi che potevano servire per altro e hai messo a rischio la salute di quelli che erano lì, se tu pensavi che doveva essere chiuso. Se invece non pensi che doveva essere chiuso, cioè non dovevi dire quello che hai detto, per cui una grande facciatura. L'ha detto in consiglio? L'ha detto in consiglio davanti agli altri. Sui punti nascita non tanto quello di Artisana, quello più a rischio è quello di Gorizia, perché i punti nascita devono avere delle caratteristiche a livello nazionale, insomma a livello di evidenza scientifica per essere tenuti aperti. Uno è il numero di parti, perché si è visto che sotto un tot numero di parti il chirurgo, che in realtà deve aver fatto tutta una serie di operazioni per avere una buona qualità, diciamo, manualità di pratica, di prassi, di routine, diciamo, no? Uno è il numero di parti, in realtà ti dicono che non dovrebbe essere sotto i 1000, qualcuno ti dice 1000, in realtà assolutamente non sotto i 500. Poi ci sono altre due caratteristiche che devono essere il pediatra di guardia, no? E poi l'ultima, la posizione della sala operatoria. In realtà la Tisana ce ne ha 2 su 3. Sì. E Gorizia non ce n'ha nessuno di queste 3. Gorizia no, di questo mezzo non si fa. Gorizia non ce n'era nessuno dei 3. Bisogna vedere se tenere solo uno a Monfalcone, parla di un punto nascita transfrontaliero insieme con Nuova Gorica, però vi dico, per il momento non si sa ancora niente. A me piacerebbe, e questa è una cosa che vorrei fare, è organizzare magari una riunione sul territorio, per cui a Gorizia o alla Tisana, per parlare di sanità nel senso largo, perché vi dico, la riforma dovrà essere fatta, per cui sentiamo cosa dicono i cittadini del territorio e i professionisti che ci lavorano. Dopodiché si possono toccare vari punti, tra cui anche quello del punto nascita. La Tisana stanno chiedendo questo. No, facciamolo, non solo, ma facciamolo con tutti i portatori di interesse, per cui professionisti che ci lavorano, se vogliono venire staccati, indifferente, cittadini, per cui la Giunta ha detto, e noi lo sosteniamo già da prima, in campagna elettorale, una buona riforma deve essere una forma partecipata, con i cittadini, con le associazioni, con i rappresentanti. Solo così possiamo, perché sennò si ascolta solo le caste, le lobby che vogliono mantenere. Adesso bisogna vedere se sarà solo uno spot pubblicitario, questa consulta, o se vorranno veramente ascoltare i cittadini. Per cui organizziamolo, anzi invitiamo l'assessore e vediamo se viene. Okay? Per altre cose magari o mi scrivete o mi chiamate, vi do il mio cellulare, sono disponibile. Okay, va bene? Niente, penso che sia finito. c'è materiale, ti mando, tranquillo. Salutiamo Andres e HRN, che sono ragazzi di HRN. Ciao belli tutti. Se lei è il signor Walter Colombo, sì. Basta riprendere. Aspetta. Perché c'è la stampa nemica, la stampa assassina. Sì, siete assassini della notizia. Grazie di averci seguito e ci vediamo prossimamente. Grazie a quei ragazzi di HRN. Scusami.